Scatman's World. Veneziano, Fiorentina-Milan, ragazzi, 7 punti da Napoli-Juventus, lo scudetto ormai è praticamente impossibile. Proviamoci e speriamo nel miracolo, onestamente. L'obiettivo principale è la Coppa Italia, perché quello lo possiamo portare a casa, siamo in semifinale. E niente, ricordiamo che questa faccio una stagione solo, questa è la stagione bonus e poi siamo proiettati direttamente su FIFA 15, che ragazzi, solo per essere FIFA 15 mi viene il pippotto duro perché sembra un gioco devastante. Speriamo bene. E andiamo. Fiorentina-Milan allo stadio Artemio Franchi. Bravissimo Vertonghen, molto bene. Blind. Sterling, che Sterling è quello che ha deluso di più degli acquisti comediani. Sterling vede Salvio. Purtroppo Milan ha buttato via partite incredibili. Ed è là che ha perso lo scudo. Sterling. Attenzione! Mandzukic! Milan 1, Fiorentina 0. Giampaolo Mandzukic. Grande Manzo, subito gol, anche se chiaramente non ci crediamo più per lo scudo. Addirittura ancora Salvio. Salvio prova il tiro impossibile, murato dalla difesa viola. Montolivo. Montolivo per Mandzukic. Cannonata di Mandzukic, il capocannoniere del campionato, fa doppietta. 2-0 dell'AC Milan di Milano. Bravi ragazzi. Stiamo giocando bene quest'oggi all'Artemio Franchi, eh? Stiamo giocando un buon calcio e si gode. Si è fatto male Sterling, speriamo nulla di grave. Porca troia. Gioacchino. Finisce qua, buon 2-0 del Milan all'Artemio Franchi. Ragazzi, Milan-Juventus, ultima chance di entrare nella lotta scudetto, ma purtroppo Sterling fuori 2 mesi e con l'infortunio che interrupt devo giocare per forza con Honda come trequartista destro, ragazzi. È la fine del Milan questa, eh? La cosa è abbastanza ufficiale. Ah, Dio mio, dai fioi. Milan-Juventus, San Siro. Vai ragazzi. E c'era il gol di Honda. E qua Eurogol di Honda di rovesciata, ragazzi. Ufficiale. Honda. Honda prova a lanciare qualcuno, ma non sa lanciare, non sa fare niente Honda, ragazzi. 2003 la finale dice, bei tempi per il calcio italiano, il picco massimo. Ah, Dio mio, se penso al calcio italiano un po' scoperta. Salvio. Altro errore del Milan. Non stiamo giocando bene purtroppo. Non stiamo giocando da Milan. Blind. Salvio. Salvio fa tutto campo, ragazzi. Poveretto sa che Honda non è capace. Non è il cassa, è il cassa. Bravissimo, non è che fosse un po' sbilanciata. Blind, vai Blind con la tua classe pura. Honda dove... Ma dai, no vabbè, basta, sono tutti i coglioni. Vai Honda, finalmente cosa di bello di Honda, De Jong! De Jong, non ci credo. Non ci credo, De Jong, Nigellone per poco. Pirlo per Pogba intanto. Il primo bel passaggio di Honda da quando è al Milan, ragazzi. Montolivo. Penso se segna magari Honda al 90esimo, ciao, viene giù lo stadio. Vabbè, va bene, fallo, hai ragione te. Dai, muoviti. Dai Mandzukic, vai il contropiedone, vai il contropiedone, vai il contropiedone. Era solo Mandzukic. Certo che 2 ali rotte così, cioè 2 mesi addirittura, anche Sterling forse ha finito la stagione, Tarabt lo stesso, 3 mesi, si è fatto male, non so, 4, non mi ricordo neanche quanti.
Bravo Abbia, mamma mia. Comunque aveva preso un palo e ha rischiato più volte di fare gol, bisogna essere sinceri ragazzi, e Salvi distrutto. Ma la squadra non c'è più, la squadra non c'è più. Guarda che roba, allora. Al posto di Salvio mettiamo Saponara, molto bene. Al posto di Mandzukic il pazzo. E Zemaili però Montolivo. Purtroppo ho fatto poco turnover ragazzi perché non ho giocatori. Purtroppo una squadra per cercare di fare 11 forti ho dovuto sacrificare la panchina, ma è anche vero che non avendo la Champions solito comunque le coppe, ho detto ci saranno troppi problemi, invece Onda. Ok, un quarto d'ora per tentare il miracolo. Vai De Sciglio. De Sciglio chiaramente sbaglia. De Jong è distrutto ragazzi, anche di Nigel è distrutto. Rischio di perdere anche questo, ho paura negli ultimi minuti come col Napoli. Hanno sprecato questa occasione, il risultato resta in pareggio. Vai Abbia. Sostituzione in vista tra le file degli ospiti. Pirlo. Non capisco perché non riesco a... Dai, un'occasione almeno dammene una. De Sciglio, bravo. Ok, Abbia. Vai pazzo, non hai fatto neanche un gol quest'anno. Comunque non è che hai giocato proprio neanche una partita. Pazzo. 5 minuti al termine. E con questo pareggio le possibilità di scudetto sono andate. Tenta di portarti via il pallone. Non ferma il gioco. Sì, ha dato il vantaggio. Dai, oddio. Vai pazzo. Ah, non ci credo per poco. Dai, facciamo cantare lo stadio. Onda. Proprio la palla il più scarso della squadra. Onda. Onda. Onda fa una cosa bella. Onda fa una cosa bella. Il pazzo. C'è il gol del Milan. C'è il gol del Milan. C'è il gol del Milan. Incredibile. Ma chi ha segnato Zemaili? Non ci credo. Zemaili al 90°. Calma, calma. Prego, tutti in difesa. No, ti prego, non voglio bug, non voglio script. Sì, cazzo, sì! All'ultimo secondo. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Tensione indescrivibile. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.